Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con il TG Plus Ciclismo. Come ben sapete tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ci seguono sanno che parliamo di ciclismo pedalato, di iniziative di promozione sul territorio sempre attraverso la bicicletta, di gare, di atleti e tanto altro. Quasi mai di politica sportiva, ma questa volta abbiamo voluto avere con noi Mario Guerretta, che siamo stati compagni di avventura per tanti anni con Teleciclismo e adesso Mario è passato dall'altra parte della scrivania, lo possiamo dire, sulla sedia, sulla poltrona di presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Una scelta importante perché gestire un comitato regionale come quello del Veneto, che è ovviamente la regione più ciclistica d'Italia, non è cosa semplice. Mario, benvenuto nella nostra trasmissione e partiamo subito, tra virgolette, a razzo. Come mai ti è balenata quest'idea? Non mi Cioè, è, non mi è proprio balenata, guarda. Mai avrei pensato di sedermi sulla sedia del presidente del comitato regionale Veneto della nostra federazione. Sono stato indotto da un amico che non c'è più, che mi ha sollecitato ad assumere questo ruolo e per il quale non mi sono candidato. Io ho detto al gruppo di lavoro che si era formato in vista delle elezioni che io sono un uomo di federazione, un uomo di ciclismo e se loro ritenevano che io avessi avuto allora le caratteristiche per fare il presidente, sarei stato disponibile. E da lì è nata la scelta di questo gruppo di lavoro che hanno scelto me per rappresentare il Veneto. Poi le elezioni sono andate come tutti ben sì, sanno sei stato eletto, sì, quindi e adesso c'è c'è da lavorare, da un pedalare. lavoro da affrontare che è rimasto in stand-by per parecchio tempo per vari fatti, insomma, no, che io giustifico anche. E adesso bisogna riprendere e rimettere in moto a pieno regime Questo questa macchina che si movimento. era fermata un pochino. Beh, Mario, è innegabile che tu hai sempre avuto a che fare a livello federale, all'interno, hai sempre operato anche all'interno. Non parliamo dell'aspetto televisivo, della trasmissione che facevi, ma parliamo proprio dell'aspetto pratico, il famoso fattore K, le iscrizioni, le società, la segreteria. Cioè, sai effettivamente come funziona, o almeno insomma, una società, una gestione delle gare. E quindi, cioè, passare dall'altra parte e doverti assumere le responsabilità per dare indicazioni, com'è? Non è assolutamente semplice, immagino. No, non è assolutamente semplice, io però ho fatto una scelta. Innanzitutto partiamo dalle componenti provinciali, alle quali io ho dato la massima libertà senza interferire con il loro lavoro. Come comitato regionale abbiamo pensato di dare le indicazioni su quali che possono essere gli obiettivi, cioè la strada da percorrere per raggiungere certi obiettivi, ognuno li fa in autonomia e così con lo stesso criterio anche per quanto riguarda le commissioni. Il presidente non riuscirebbe ad occuparsi di tutto, perché il volume di attività è tantissimo e le componenti all'interno del comitato sono tante, le attività diversificano, sono numerose le specialità, alcune cose bisogna riprenderle praticamente dalla base e quindi ho la fortuna, ecco, che hanno costruito intorno a me, il gruppo di lavoro di cui parlavo prima, un insieme di persone capaci, qualificate e motivate soprattutto per dare un giusto risvolto, ecco, a questo nostro movimento. Il Comitato Veneto e il ciclismo veneto è innegabile, è il più importante a livello nazionale, assieme alle famose tre regioni, Toscana e Lombardia, insomma, a ruota anche il Piemonte, poi ci sono l'Emilia e poi via via a scendere, non dimentichiamo nemmeno il Trentino, il Friuli, insomma,
il nord è decisamente una realtà molto vivace dal punto di vista ciclistico. Tu è da tantissimi anni che sei all'interno chiamiamolo, del sistema. Oggettivamente adesso la tecnologia, le gare, la sicurezza, si parla tanto di sicurezza. Che cosa, ad esempio, avete in serbo come iniziative sulla sicurezza? La sicurezza è uno dei punti principali della mia campagna elettorale, dove nelle riunioni che ho fatto nelle varie province dicevo che bisogna maturare una maggiore sensibilità verso le condizioni di rischio, che sono molte. A volte siamo troppo buoni con noi stessi dicendo che ma a me non capita mai. Poi invece succede perché l'imponderabile, come ben si sa, è dietro l'angolo. E quindi sto cercando di sensibilizzare la gente anche attraverso, come dire, operazioni sui luoghi, sui campi di Sui gara, campi di gara. per cercare di mitigare intanto le condizioni che ci portano a rischiare, ma soprattutto analizzare sto cercando di costruire una cosa che sto mettendo un po' a fuoco adesso, assieme ad un amico appassionato, un insieme, un'agenda di quelle che sono quelle condizioni di rischio che molto spesso sfuggono, ecco, anche all'osservatore attento. Voglio dire, ad esempio, che un incidente non capita mai per una sola causa, è un insieme di cause, una concausa, insomma, no? Ci sono varie componenti che determinano poi l'incidente più o meno grave, ma è quello che noi vogliamo ridurre a zero, per un semplice motivo. Anche se, apro una parentesi, Sì. diventa difficile analizzare questo aspetto, ma se attraverso questa opera di sensibilizzazione riusciamo anche a recuperare, ad evitare una sola situazione di rischio, Beh, è già noi una abbiamo già vittoria. raggiunto È l'obiettivo. già una vittoria. Poi ovviamente si parla di ciclismo giovanile. Anche chi dice non ci sono più gare non è vero, perché comunque le gare nascono, muoiono e tu ne sai qualcosa. Quante gare abbiamo visto nascere, tante gare sparire, tante gare fare un periodo e poi insomma cadere nel dimenticatoio. Che cosa fare, ad esempio, per cercare di attrarre ragazzi al ciclismo? Perché, come hai detto tu, ci sono tantissime discipline, c'è la mountain bike, c'è la BMX, il ciclocross, cioè è un ciclismo poliedrico, è un mosaico di ciclismo che forse un tempo non c'era. Quindi che iniziative, quali idee? Guarda, faccio una premessa. Nel mondo del ciclismo utilizziamo un'infinità di risorse, tante risorse economiche intendo. Molte di queste sono sprecate. Faccio un esempio, un paragone che è un po' insomma la mia scuola di vita, la mia formazione insomma scolastica. Noi parlavamo in elettronica e elettrotecnica di quella che è la potenza reattiva, che è una potenza che utilizziamo, un'energia che utilizziamo e non produce niente. Ecco, nel mondo del ciclismo purtroppo di questa potenza, energia, per meglio dire reattiva, ne produciamo molta. Bisogna ridurre, perché potremo ottenere risultati migliori spendendo meno. Sprecando meno energie, Sì, 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 ecco. sprecando meno energie. Un fatto è certo però che il ciclismo si trova in una condizione diversa da tutte le altre discipline sportive, nel senso che il ciclismo si fa sulle strade ed è Sì, difficile purtroppo. da raggiungere e da far vedere alla gente. Sono convinto di una cosa, e la stiamo mettendo in atto anche all'interno del comitato regionale, non abbiamo, come dire, la condivisione da parte di tutti, però siamo convinti che se riusciamo a portare sulle case, soprattutto sui supporti tecnologici, sui mezzi, sui social, ecco, tanto per arrivare al dunque, le immagini del nostro ciclismo, credo sia un modo per coinvolgere i giovani. I giovani, lo vediamo ecco, in questi ultimi anni, non popolano le diretture d'arrivo. Purtroppo. Perché
probabilmente sono distratti da altre cose, però se noi riusciamo ad inserire all'interno di questo mondo che è tecnologico, che è moderno, che è fatto per i ragazzini e sarà un'evoluzione così, insomma, per sempre, io credo che riusciremo ad attrarre, a far vedere che cos'è il ciclismo e forse qualcuno potrà magari avvicinarsi. Se non facciamo vedere nulla, e su questo abbiamo anche molte colpe perché facciamo di tutto per non far vedere niente alla gente, se riusciamo a far vedere alla gente ciò che è il ciclismo, ma anche nello sviluppo, no, di una manifestazione, non soltanto l'arrivo alla partenza, Sì, ma potrebbe anche quello che essere... può essere il momento importante, che è anche la riunione tecnica, spesso Cioè, e volentieri si partecipa così frettolosamente, ma è lì che vengono dati anche infatti, i dati tecnici e poi se l'atleta finisce, sbatte contro qualcosa, tante volte è anche colpa del direttore sportivo che non ha spiegato sì. quali sono, com'è il percorso di gara, perché anche quello insegnare E altro anche che... agli atleti. Sì, sì, c'è tutta una serie poi di cose che si legano, ma un altro esempio classico. Abbiamo in quest'ultimo anno una stella che brilla, no, in Italia nella specialità del tennis e parliamo di Sì. Sinner. Se questo grande atleta che sta facendo rifiorire, insomma, portando in alto il mondo del tennis, se non ci fosse il supporto delle immagini televisive, Beh sì. avrebbe perso, cioè perderebbe moltissima della sua potenzialità comunicativa. E la stessa cosa dobbiamo farla noi, dobbiamo cercare quelle cose che coinvolgono la gente, che fanno discutere, che fanno interesse, che creano interesse anche attraverso momenti di criticità che sono poi quelli che fanno parlare la gente. Noi dobbiamo riuscire, ecco, A far a raggiungere tornare la questo, sì. gente Quindi, proprio secondo alle me, corse. televisioni, le immagini sui social fatte con qualsiasi tipo di Gli ordini di strumentazione. arrivo in tempo reale perché sono fondamentali, perché Ecco, la gente effettivamente vuole sapere chi è arrivato primo, chi è arrivato secondo, eh, che è una cosa che si è rimasti un po' indietro, e ecco lo dico per su- esperienza domenicale, ogni giorno che devo beh, completare una pagina di ciclismo. anche su questo c'è tanto da vedere. Poi, fra l'altro, il supporto tecnologico per quanto riguarda, parlando proprio degli aspetti legati agli ordini d'arrivo, c'è sempre una componente di insicurezza anche se usiamo le attrezzature elettroniche come i chip comunemente Sì. detti, perché non ti danno l'esatta posizione se c'è un arrivo affolato. Il problema legato al ritardo con cui escono gli ordini d'arrivo sono proprio legati all'analisi di come si presenta Sì, il finale. sì, beh, Qualcosa giustamente. forse, diciamo, più immediato c'è nella mountain bike, nel ciclocross, dove proprio per l'inserimento di dati, a mano che gli atleti transitano sull'arrivo, una volta che transita Sì, l'ultimo, la cosa è fatta. sì, sono due cose In una completamente corsa in diverse. linea invece È sempre... diventa un Comunque, po' più insomma, state problematico. cercando di rimettere insieme tanti pezzettini Eh, e cercare di E riavviare poi ci sono questa sempre i miei bicicletta. programmini, Tina, Sì, è il che famoso, aiutano. esatto, e soprattutto il famoso fattore K. Quindi, Mario, siamo veramente in chiusura. Abbiamo capito che, insomma, le elezioni sono state pochissimo tempo fa, quindi anche per entrare e capire come funziona da lì Tre dentro mesi tondi tondi oggi. 3 mesi tondi, quindi per capire come funziona e come far ripartire una macchina, un sistema, insomma ci vuole innegabilmente del tempo, anche perché c'è da capire, valutare, sentire le varie opinioni, i comitati provinciali, perché ricordiamo che un comitato regionale è fatto anche dei vari comitati provinciali che Soprattutto dei comitati ognuno provinciali. ha la propria istanza da portare avanti. Quindi Mario, ti ringraziamo per essere stato ospite qui con noi, anzi magari possiamo darci anche degli appuntamenti e fare degli step in cui ci puoi raccontare come è andato avanti questo ciclismo veneto che noi tutti quanti amiamo, ma siccome la nostra trasmissione non parla solo di ciclismo veneto, ma parla di ciclismo in generale, insomma, possiamo regalare anche qualche chicca del nostro ciclismo veneto a chi forse magari ne ha bisogno per apprendere anche
qualche piccolo segreto del perché comunque in Veneto si fa grande ciclismo. Potremmo Grazie. far intervenire anche i miei collaboratori. Assolutamente, quindi spazio aperto, qui abbiamo ampio spazio e vi aspettiamo. Grazie per essere stato con noi e grazie a tutte le persone che sempre ci ascoltano e al prossimo appuntamento.